Andrea Tedde, a Carbonia venerdì ci sarà un evento cinematografico, un evento teatrale molto importante, una serata d'onore dedicata al maestro Giovanni Veronesi. Che cosa succederà al Teatro Centrale? Cosa succederà? Succederà che ci sarà appunto Giovanni, sarà ospite di questa serata, un regista, sceneggiatore e attore di fama internazionale, dove si racconterà lui stesso, racconterà del suo lavoro, racconterà della sua vita, delle sue esperienze. Ci sarò anch'io in scena e onestamente non so ancora cosa faremo, perché abbiamo deciso alcune cose ma non sono state ben definite, però di certo sarà una serata divertente, molto bella e interessante. Andrea, sarai accompagnato da un altro attore. Diciamo che all'inizio era previsto una persona che era diciamo, nominata anche nelle locandine dell'evento, poi per una questione di vicissitudini che non stiamo qua a raccontare è stato insomma sostituito con un altro attore, con un altro tuo collega che ti farà compagnia, diciamo. Regista, sì, sì, sì. No, non è un attore, è Nicola De Orsola, è un giovane regista molto bravo che sta riscuotendo anche molto successo, e quindi Giovanni verrà insieme a quest'altro giovane regista, e quindi saremo in tre in scena. Che altro dire? Insomma, è un evento diciamo importante, perché in primis è la prima volta che Giovanni viene a fare una serata del genere. Abbiamo scelto Carbonia come punto, insomma, di incontro, e io sono molto Non è felice. un caso che avete scelto Carboni. No, non è un caso, perché io sono di Carbonia e quindi ho deciso insieme a lui chiaramente di tenere questa serata qua. Ma la serata è una prima delle cose che si andranno a fare in realtà, perché poi questa accadrà il venerdì 17 alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia. Il sabato e la domenica sempre Giovanni terrà una masterclass per per 20 attori che arrivano da tutta la Sardegna, e terrà questo corso. Quindi è un evento importante, per Carbonia, è un evento importante per la Sardegna, ed è un evento importante anche per gli attori che assisteranno al corso e al pubblico che verrà a vedersi e divertirsi in questa serata.